Non si tratta mai di catturare gli altri con la sopraffazione, con la propaganda religiosa o con i mezzi del potere, ma si tratta sempre e solo di amare come ha fatto Gesù. Lui, afferma lo stesso Apostolo Pietro, è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. E se la pietra è Cristo, Pietro deve pascere il gregge senza cedere mai alla tentazione di essere un condottiero solitario o un capo posto al di sopra degli altri, facendosi padrone delle persone a lui affidate. Al contrario, a lui è richiesto di servire. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.